Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Partiamo subito dalla cronaca. Un furioso incendio è divampato al centro Le Vele di Desenzano. Vediamo proprio delle immagini arrivate da pochissimo. Vedete che si stanno sviluppando le fiamme e ovviamente sono intervenuti subito i vigili del fuoco. Il centro Le Vele di Desenzano. Di Desenzano sul Gardo, ovviamente. Vediamo subito altre notizie di cronaca. E di un morto e 3 feriti il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera in A13 nel territorio di Due Carrare. La vittima era scesa dall'auto dopo un banale incidente quando è stata investita. Vediamo. Viaggiava a bordo di un'Audi condotta da un connazionale, il cittadino cinese di 48 anni, travolto e ucciso lungo la A13 intorno alle 22 di martedì. I due, dopo aver tamponato un'altra auto, una Smart, erano scesi dal veicolo, manovra molto pericolosa in autostrada, sottolineano le forze dell'ordine, quando la vittima è stata investita dalla Mercedes condotta da un padovano che stava sopraggiungendo ed è in seguito risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,40. Il terribile impatto è costato la vita al 48enne che sembra non indossasse il giubbino catarifrangente obbligatorio per legge. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Padova e Abano Terme dai sanitari del SUEM 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco di Este e gli agenti della polizia stradale di Rovigo. L'autostrada è stata chiusa tra i caselli di Monselice e Terme Ogane in direzione di Padova per permettere i rilievi senza particolari problemi per il traffico viste le ore notturne. Le operazioni di soccorso sono state completate intorno alle 3 della scorsa notte. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale che ha accertato che la vittima era stata colpita da un ordine di espatrio emesso dal questore di Prato. Servizio di Chiara Gaiani, abbiamo aperto con l'incendio a Desenzano sul Garda. Fiamme altissime si sono levate dal centro commerciale Le Vele. Vi daremo particolari, un aggiornamento appena avremo notizie in più. Per ora non si parla di feriti, ci sono però sicuramente danni ingenti. C'è stato un incidente mortale con un kayak ieri sera nel torrente Aurino a Campo Tures. L'allarme è stato lanciato verso le 21 dai compagni di escursione che avevano perso di vista l'uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato disperso dalle acque e consegnato le cure del medico d'urgenza. Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, quest'uomo è deceduto. Aveva 55 anni, era originario di Venezia ma residente a San Candido in Alto Adige. La comitiva aveva iniziato la discesa lungo il fiume Aurino con i kayak in località Gis. Durante il percorso, giunti a Campo Tures, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'imbarcazione. A causa delle forti correnti è finito in un vortice e nonostante i tentativi di salvataggio dei compagni che gli lanciavano delle corde è annegato. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatarne il decesso. Rivediamo le immagini dell'incendio al centro commerciale Le Vele di Desenzano. Vedete una nuvola di fumo che si alza, si leva da questo grande edificio, fiamme e ovviamente subito l'intervento dei vigili del fuoco. Andiamo avanti con l'immagine di un altro incendio. In questo caso c'è anche una vittima, Amedeo Viani, vittima di un incendio divampato nella notte in un appartamento in via Gracco Spaziani, sopra il bar centrale di Isola della Scala, gestito dallo stesso e dal fratello Paolo, che è rimasto gravemente ferito. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il primo dei 2 fratelli era già morto, l'altro è stato ricoverato in ospedale a Verona, dove versa in gravi condizioni. A riferirlo è l'amministrazione comunale della cittadina veronese via Facebook, sottolineando che le cause del rogo sono da definire.
Vedremo tra poco anche cosa succede con il Giro d'Italia. Passerà la carovana Bassano del Grappa, è un lungo percorso a Oderzo, poi fino a Caorle. Vedremo che cosa sta succedendo proprio a Caorle e a Bassano del Grappa per quanto riguarda il Giro. Andiamo sulla la storia della ragazza Ilaria De Rosa, la 23enne hostess di Resana, che è stata arrestata a Jeddah in Arabia Saudita, accusata di traffico di stupefacenti. Il console è andata a trovarla, e le sue condizioni sono buone, ma ovviamente la famiglia è subito partita per Jeddah e c'è comunque preoccupazione per diciamo, quello che accadrà nei prossimi giorni. Vediamo. Ilaria è in buone condizioni. Le prime parole del console italiano a Jeddah, dopo aver visitato la 23enne hostess di Resana in cella, hanno aperto uno spiraglio su una vicenda complessa, ancora tutta da definire. La giovane, arrestata a inizio maggio, ha firmato il mandato per avere avvocati locali consigliati dal consolato, così da potersi difendere dalle accuse che le vengono mosse. Accuse che lei stessa per prima rigetta. Si tratta di possesso e consumo di droga. L'imputazione tuttavia non è stata ancora formalizzata ed è proprio questo uno degli aspetti su cui sta insistendo la Farnesina. Ilaria sarebbe stata fermata durante un controllo a una festa in villa. Sarebbe stata l'unica donna, forse perché non araba, a essere perquisita da alcuni uomini armati in borghese, un'azione molto invasiva, tanto da pensare nei primi momenti a una rapina. Secondo una ricostruzione circolata nelle ultime ore, la ragazza avrebbe avuto con sé uno spinello nascosto nel reggiseno. La mamma, Marisa Boin, e i familiari restano convinti che si tratti di un grosso equivoco. Ilaria, assicurano, non ha mai fatto uso di droghe. La notizia che la ragazza sta bene ha sollevato i genitori e la sorella. Chiaramente rispetto all'altro giorno un po' meglio, nel senso che almeno hanno una notizia che la figlia è là. Adesso chiaramente aspettano ancora notizie diverse, però che venga a casa, visto che non è accusata di nulla. Sembra che ci sono tante voci, tante accuse, ma io direi che forse c'è, come avevamo detto all'inizio della vicenda, forse c'è un grande equivoco. La famiglia è in contatto costante con la Farnesina e del caso si stanno occupando anche l'ambasciata italiana a Riyadh e la Avion Express, la compagnia lituana per cui lavora la 23enne. La mobilitazione del governo italiano fa ben sperare per la liberazione della giovane hostess. È veramente un interesse importante da parte delle nostre istituzioni, quindi dobbiamo avere fiducia su di loro. Secondo me si sta lavorando, magari si sta lavorando probabilmente anche sotto traccia, senza pubblicizzare la cosa, però si sta lavorando per riportare Ilaria a casa, che è quello che vogliamo noi, lo vogliono i familiari, lo vogliono tutti quanti. E c'è polemica al Portello a Padova perché il comune ha bloccato le centraline fonometriche, cioè le centraline che registrano il rumore della movida. Ovviamente ci sono delle proteste. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. No, siamo collegati. Sì. Ringraziamo Paolo Rossolato dell'associazione Stop Degrado Padova che ci ha raccontato che cosa è accaduto, adesso lo racconterà anche a voi, ieri sera nel corso dell'assemblea della consulta di Quartiere Centro. Stiamo parlando ovviamente della movida, le zone principali della città interessate dai problemi legati dal chiasso, dai rumori, anche dal degrado, insomma, che spesso si accompagna all'afflusso, al grande afflusso soprattutto di giovani nelle piazze, quindi nel centro storico e al Portello. I residenti avevano fatto pressione perché il comune installasse delle centraline fonometriche per la misurazione del rumore durante queste serate. La doccia fredda che è arrivata durante proprio l'assemblea di ieri da parte dell'amministrazione comunale, dell'assessore Andrea Ragona, è stata che queste centraline non saranno installate. Una doccia fredda vi ha lasciato gelati, questo, Paolo Rossolato? Sì, una doccia fredda, una delusione e uno smacco non indifferenti, perché più che pressione era stata fatta nelle sedi opportune, cioè in consulta, in sede di consulta, una richiesta partecipata con appunto un sondaggio voluto dall'amministrazione in sede di bilancio partecipato, dove le scelte dei cittadini sono ricadute nel anche
e non solo, anche nell'acquisto di centraline fonometriche atte a registrare dove ci sono queste situazioni, rumori molesti e quant'altro. L'amministrazione, per volontà che io definisco politica, ha negato tout court questa scelta, ed è stata secondo me una scelta autoritaria, senza neanche tanto essere velata, adducendo motivi tecnici che noi abbiamo visto solo essere di rimpallo tra le varie autorità, e calpestando completamente quelle che sono le istituzioni democratiche di cui tanto si fa vanto il Comune di Padova. Ricordiamo che questa, il mercoledì sera, quindi questa che sta per venire, è una delle sedi incriminate. Paolo Rossolato l'avevamo già sentito qualche tempo fa e ci raccontava come lei di solito il mercoledì sera scegliesse di allontanarsi da casa sua, e lei si allontanerà oggi? Io questa sera preferirei dormire tranquillo, però a me dispiace che questa situazione complessivamente ci venga descritta come un muro contro muro. Noi non vogliamo una situazione di questo tipo qui. Abbiamo voluto fortemente il dialogo, ma il dialogo ci è stato negato per imposizioni. Le scelte della consulta, le scelte dei cittadini sono state molto chiare. L'amministrazione non ha voluto ascoltare queste esigenze, si rifiuta di riconoscere un problema. E adesso come andrete avanti? Ovviamente immagino che non finisca qua. Siamo un po' in attesa degli eventi. Comunque la cosa principale è che la seduta di ieri, che è stata molto partecipata, abbia fatto capire, speriamo, insomma, sia all'assessore che a tutta l'amministrazione, che oltre ad esserci un problema c'è una sorta di grossa delusione da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico. Principalmente però mi consento anche di dire che tanti delusi da questa amministrazione, che pure hanno votato, si sono sentiti abbandonati su questo tema. Ecco, questo è davvero un tema molto problematico per Padova, con la bella stagione, una città che tra l'altro si popola, le piazze sono anche belle da vivere però cum grano salis, rispettando uno i diritti dell'altro. Sì, è una questione fondamentalmente di rispetto. Non capiamo perché in tutte le altre città d'Italia c'è stata la possibilità di installare centraline di questo tipo. Padova no, nella città di Padova non è possibile, e questa cosa qui è, secondo noi, una chiara volontà politica di metterci l'uno contro l'altro, e noi questo non lo vogliamo. Ecco, allora ovviamente noi questo argomento continueremo a seguirlo. Ringraziamo Paolo Rossolato, ringrazio anche Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, e da Padova restituisco la linea. Grazie, era Chiara Gaiani in diretta da Padova. Vediamo qual è la posizione del Comune nelle parole dell'assessore Ragona. Sentiamo cosa ha detto. C'è stata una richiesta, noi abbiamo fatto un approfondimento, perché quei 35.000 euro erano stati destinati alla consulta che poteva spenderli. È stata fatta questa richiesta e noi abbiamo fatto degli approfondimenti, molti approfondimenti, e è emerso quello che in realtà già ipotizzavamo, che l'amministrazione pubblica, il Comune, non è un ente certificato per questo tipo di misurazioni. È espressamente vietato dalla legge che ha istituito l'ARPAV, proprio perché istituisce l'ARPAV come l'unico soggetto titolato a fare questo tipo di misurazioni, che devono essere fatte in maniera scientifica. Quindi noi non è che vogliamo negare problemi, però se ci viene chiesto di fare una cosa, dobbiamo farlo secondo il rispetto della legge, e in questo caso non si poteva fare. Andiamo avanti con la vicenda di Gianni Mion, che ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti durante la prima udienza per il processo del crollo del ponte Morandi. Ha detto: sapevo che era a rischio, ma ho taciuto. Vediamo gli sviluppi di questa vicenda.
Del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che all'esito dell'esame si è dimostrato inattendibile, mentre i difensori degli imputati al processo per il crollo del ponte Morandi di Genova bollano così le dichiarazioni dell'ex AD di Edizione Holding Gianni Mion, la missione del manager secondo cui già dal 2010 si sapeva che il manufatto era a rischio crollo ha prodotto l'ennesimo duro contraccolpo per la famiglia Benetton. Nessuna dichiarazione da Alessandro Benetton, tornato al timone di Edizione nel gennaio 2022. In quell'occasione, così come nei successivi eventi pubblici, più volte aveva ribadito che quel dramma peserà per sempre sulla famiglia di Ponzano, aggiungendo: avremmo dovuto chiedere subito scusa. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi, e non sto parlando solo del ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima, quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Le parole di Mion, ripetute fuori dall'aula di fronte ai cronisti, hanno scosso non solo l'opinione pubblica ma anche il mondo politico. I contenuti di quelle poche righe sono inquietanti, però io credo che bisogna stare anche in questo caso attenti ad avere reazioni scomposte. Io non giudico, certo sono frasi che aprono a una serie di riflessioni e mi ritorna sempre in mente una parola che però è la caratteristica principale dei sindaci veneti, che è responsabilità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, a Focus l'ingegnere, architetto e docente padovano Enzo Siviero si è detto dubbioso che ci fosse una reale consapevolezza della possibilità di crollo di un ponte ben progettato, dice, ma in realtà, come si è visto poi, mal eseguito. Che oggi il Mion se ne esca con questa cosa mi sembra più quasi una specie di processo catartico. Sì. Lui evidentemente si è reso conto che allora c'era questo problema. Non credo francamente che se si potesse immaginare che il rischio crollo fosse effettivo e imminente non avrebbero preso decisioni. Bisogna essere folli per pensare a una cosa del genere. Io credo che sia stato un po' sottovalutato. Del resto avevano già predisposto un progetto di sistemazione complessiva, solo che ci ha messo un qualche anno per essere approvato. Si tratta di un groviglio complessivo di responsabilità nella quale tutti sono colpevoli quantomeno di negligenza. Andiamo avanti con la giudiziaria, i tentacoli della criminalità organizzata sull'economia della Marca. Arriva nella giornata della legalità la notizia dell'interdittiva antimafia adottata dal prefetto Angelo Sidoti nei confronti di un'azienda trevigiana che opera nel settore dei lavori ferroviari. Infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. Il prefetto di Treviso ha adottato un'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa trevigiana che opera nel settore dell'armamento ferroviario. La proposta della misura è arrivata sul tavolo di Angelo Sidoti dal gruppo Interforze istituito in prefettura, del quale fanno parte la direzione investigativa antimafia e le forze di polizia. Numerosi gli elementi raccolti dagli investigatori, sintomatici di un tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale, in particolare consolidati rapporti economici tra l'impresa ed altre compagini aziendali riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata, oltre alla presenza tra i dipendenti di numerose persone gravate da precedenti specifici in materia antimafia. Tutti elementi che hanno portato ad adottare l'interdittiva, una misura che, semplificando, impedisce di fatto al destinatario di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione. Lo scorso anno nella Marca, come emerso alla firma del protocollo sulla legalità lo scorso marzo in prefettura, sono state una decina le segnalazioni di aziende sospette, a testimonianza, come sottolineato allora dal prefetto, di quanto il tessuto economico trevigiano attiri gli appetiti delle mafie. Questo territorio è già appetibile perché è un territorio prospero, di diffuso benessere, con tante imprese grandi, medie e piccole, e quindi un territorio che è da sempre stato appetibile per la criminalità organizzata. Allora il Giro d'Italia torna in Veneto, vedremo poi la carovana a Bassano del Grappa e a Caorle, e da parte dell'assessore alle attività produttive Roberto Marcato e il consigliere regionale Sandonà arriva una proposta: esporre la bandiera con il leone di San Marco lungo il tragitto. Il 24, 25 e 26 il Giro d'Italia passa per il Veneto. Non sarebbe bello vedere le nostre bandiere con Leon che sventola, forti. Ecco, andiamo in tanti a vedere il Giro d'Italia e portiamo a salire la bella bandiera da Leon e stiamo a sventolare orgogliosi. È il Leone San Marco. Mercato.
Allora dovremmo essere collegati con Nicola Marcato a Caorle per il Giro d'Italia. A te la linea, Nicola. Ecco, buongiorno direttore, vedi anche le biciclette ricoperte di rosa con i merletti di un'associazione di Caorle. C'è un grande clima di euforia qui a Caorle per l'arrivo della 17ª tappa del Giro d'Italia, Pergine Valsugana. Caorle, 197 km pressoché in discesa, una specialità per i velocisti. Arrivo previsto questo pomeriggio alle 17:10. Caorle, come ti dicevo, si sta tingendo di rosa e molti appassionati di ciclismo da tutto il Veneto e non solo stanno arrivando qui. Con noi c'è Michele Sarto, il sindaco di Caorle. Buongiorno a voi, è una città in festa nella parte in cui, voglio dire, questa festa è cominciata molti mesi fa quando è stata annunciata la tappa, oggi in fermento ed emozionatissima perché è una vetrina speciale, straordinaria per la nostra città, che ricordo anche è la quinta spiaggia d'Italia, per cui una città in festa che esplode di rosa. In questo senso mi sento di ringraziare il Presidente Zaia e la Regione che hanno voluto in primis questo appuntamento e di conseguenza voglio dire oggi è veramente una festa di tutta la città, dagli imprenditori ecco, volevo ringraziare gli organizzatori, il comitato di tappa, tutti i volontari e le forze dell'ordine perché c'è un'organizzazione che è veramente impeccabile. E a proposito di organizzazione, qui con noi c'è Angelo Struili del comitato organizzatore del Giro d'Italia. Come sta andando questo giro? Qui benissimo, anche il giro, ma qui benissimo. C'è il sole, abbiamo avuto 4-5 giorni di pioggia. La grande macchina organizzativa del Giro funziona. Dopo, quando trovi città così accogliente, io che gioco in casa, l'orgoglio, oggi c'è più emozione che giornata di lavoro. Oggi è una tappa particolare, prevalentemente in discesa, rettilini, le rettilini, specialità dei velocisti. Quali sono i favoriti? Ma ci sono 2 o 3 stranieri, però io faccio il tifo per Jonathan Milan, italiano, giovane, 21 anni, campione olimpico su pista e tifo per lui. E domani cambia musica, domani si parte da Oderzo e si attaccano alle montagne. Che tappe ci saranno? Molto dure. Da domani inizia da Oderzo la città d'arte e andare su per la favela e la musica cambia, ma cambia molto, perché poi dopodomani c'è Longarone tra Cime e Lavaredo con 5 passi, il Giro d'Italia si decide in Veneto. E la classifica si può stravolgere? Sì, senz'altro, però i big sono lì che si marcano uno con l'altro, quelli importanti sono lì. Senta, quanti accrediti, televisioni, giornalisti? Allora, televisioni collegate sono 162 da tutto il mondo, più dopo quelle social, media, e accreditati siamo circa 2000 tutti i giorni che si spostano da una città all'altra. Facciamo 2 conti che interesse mediatico che c'è intorno a quello che è il Giro d'Italia. Sindaco, tutto esaurito, ristoranti, alberghi? Indubbiamente, come ho detto prima, è una città in festa che esplode in questo momento di rosa, una vetrina, come l'ho definita prima, che non apprezzo perché ci sono 650 milioni di telespettatori. Io credo che sia un'occasione per tutto il territorio veneto, in maniera particolare per la città di Caorle, che ho l'onore di rappresentare in questo caso. Direttore, se non c'è altro restituisco la linea. Grazie molte Nicola, grazie Nicola Marcato e ai suoi ospiti. Poi ci collegheremo con Monica Smiderle a Bassano del Grappa perché passa da lì la carovana, anche da lì, e passa anche dalla Marca Trevigiana. Ecco tutti i divieti di circolazione e le strade che non sono percorribili. Vediamo. Già predisposte ai piedi degli accessi alla tangenziale di Treviso. L'arteria che collega i comuni di Silea e Paese domani dalle 13 sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia, così come non sarà percorribile la strada Treviso Mare fino alla fine del passaggio della Carovana Rosa, 17ª tappa del Giro d'Italia. 6 balconi, c'è già chi ha piazzato un fazzoletto rosa, la polizia locale è al lavoro da giorni per gestire il traffico, tra chiusure e deviazioni nelle vie secondarie. A San Giuseppe avremo l'uscita obbligatoria proprio per non impattare contro la carovana ciclistica. Sarà garantito l'accesso all'aeroporto e comunque a tutte le direzioni alternative per raggiungere la zona. Sicuramente anche la strada Castellana sarà interessata da una deviazione verso la Noalese. Saremo presenti con un congruo numero di agenti e di volontari della protezione civile.
Protezione civile per distribuire bottiglie di acqua, le temperature saranno roventi anche domani. È un servizio che stiamo organizzando, in quanto sicuramente accoderemo in qualche arteria, in particolare la corsia della tangenziale, forse qualcosa in Castellana, ma saremo presenti per dare assistenza in caso di necessità di qualche accodamento. Occhi puntati sulle vie alternative direzione uscita ospedale e aeroporto. Tutti i comuni interessati al passaggio della carovana, Paese, Istrana, Vedelago, Castelfranco, Castello di Godego, Monastiere, Roncade e Silea, hanno sospeso tramite ordinanza la circolazione al traffico sulla regionale 53, via Castellana, via Postumia, fino alle 16. La viabilità alternativa sarà segnalata attraverso opportuni cartelli. La carovana è prevista per le 15:25, ma è anticipata dalla carovana anche pubblicitaria che circola su strade chiuse, e questo lasso di tempo ci consente comunque di agevolare al massimo la uscita dalla tangenziale. Chiusi i caselli autostradali Treviso Sud e Meolo Roncade, sempre fino alle 16. Costa la condanna a 2 anni e 3 mesi di carcere, a cui si aggiungono 80.000 euro di risarcimenti danni, la tentata estorsione che sarebbe stata messa in atto, secondo la Procura di Vicenza, dall'avvocato trevigiano Roberto Imparato nei confronti dell'ex attaccante della nazionale di Inter, Milan, Liverpool, Mario Balotelli. I giudici hanno condannato oggi il legale al termine del processo. La vicenda riguardava una iniziale accusa nei confronti del calciatore mossa da una giovane vicentina con cui Balotelli ha confermato di avere avuto dei rapporti consenzienti e che sarebbe stata spinta dall'avvocato trevigiano a muovere un'accusa per violenza sessuale. Caso poi archiviato, il legale poi avrebbe minacciato il calciatore di vendere la notizia ai giornali e in cambio del silenzio gli avrebbe chiesto 100.000 euro. Abbiamo visto solo l'immagine dell'avvocato, dovevano esserci delle altre immagini e va bene lo stesso. Vediamo adesso un servizio è un caso, è un classico, quello della colf che sottrae soldi alla sua assistita. Vediamo. 4.000 euro spariti, un esposto in procura e un'indagine per furto. È la vicenda che riguarda ciò che è accaduto nell'abitazione di un 65enne padovano che ha visto sparire dai cassetti dell'abitazione ripetutamente piccole somme di denaro. I sospetti si sono concentrati subito sulla colf, che rimaneva spesso a casa da sola. Il proprietario ha così installato delle telecamere che hanno confermato i sospetti, quindi ha affrontato la donna spiegando che le riprese video erano chiare e così lei prima ha ammesso, poi ha promesso di risarcire il furto, quindi è letteralmente sparita, non si è più presentata al lavoro e ora la procura sta decidendo se interrogarla. A Bassano del Grappa il Ponte Vecchio è malato, non sta bene non perché abbia grossi problemi strutturali, anzi ormai non ne ha più, però c'è l'incuria, c'è la sporcizia, anche danneggiamenti, a volte anche atti di vandalismo. Sentiamo cosa ci racconta Sharon Di Carlo. Le intemperie, il passare del tempo, l'inciviltà di alcuni e forse a volte anche poca attenzione. Il Ponte Vecchio, simbolo della città di Bassano del Grappa, torna ad avere qualche segno di danneggiamento. Vernice scrostata, ancora una volta ragnatele che avvolgono lampadari e travi e nuove scritte. A segnalarlo alla redazione di Rete Veneta un cittadino e telespettatore, Tiziano Tasca. Da meno di 2 anni è stato messo a posto, è stato anche fatta una grande cerimonia per farla vedere ai bassanesi, ma visto dopo così poco tempo, guardandolo bene, non è che sia proprio del tutto a posto. Le ragnatele che mostrano l'incuria, soprattutto la vernice, che secondo me, non essendo un esperto però lo dico così, non è del tutto adeguata, visto che si scrosta. Anche perché è stata sistemata poco tempo fa? Ma sistemata per modo di dire, perché sono tutte crepe. Tutti i pilastrini delle balaustre
sono tutte senza vernice ormai e non si può dare la vernice sopra una crosta, dobbiamo togliere tutto e riverniciare, ma io penso riverniciare non con la stessa vernice, altrimenti sarebbe come dire fra una settimana rivernice un'altra volta. Una vernice naturale e delicata, quella che ricopre il Ponte Vecchio, imposta a suo tempo dalla sovrintendenza. Oli ed essenze che aiutano a mantenere il legno nella sua naturalezza e che esposti alla luce del sole in intemperie causano scrostamenti. Ma le preoccupazioni del cittadino Tiziano Tasca non finiscono qui. Fra un pilastrino e l'altro della balaustra, quello non è a norma. La norma dice che non ci deve passare su una balaustra o su un parapetto una palla da 10 cm di diametro. Ho visto un bambino che, sfuggito dalle mani del padre, si è affacciato e infilato la testa fra i buchi. Se il padre non lo prende, questo va di sotto. Allora io dico, non si può mettere una rete, un monumento nazionale addirittura, ma almeno mettere un cartello dicendo che i bambini vanno tenuti a bada e non vanno lasciati liberi perché c'è il pericolo che i bambini possano cadere. Allora, ieri sera il duello tra Giacomo Possamai e Francesco Rucco qui a Focus e adesso ci colleghiamo in diretta con Carlo Inghilleri perché Luca Zaia è andato a Vicenza per sostenere il candidato sindaco del centrodestra. A te la linea, Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno al presidente della Regione Veneto Luca Zaia che oggi è qui a Vicenza per sostenere la candidatura al rush finale del ballottaggio di Francesco Rucco, candidato del centrodestra e sindaco. Vedremo se poi uscente oppure no, perché dipenderà poi dal risultato delle urne. Un appello che lei ha lanciato è quello di andare a votare. Assolutamente sì, l'unico avversario che abbiamo è l'astensionismo, un appello ai cittadini affinché il sindaco che ne uscirà da queste urne lunedì sia un sindaco che può vantarsi di una grande affluenza alle urne e un grande risultato. Questo significa poi nell'azione amministrativa avere anche più forza nelle scelte importanti. Fra l'altro Vicenza, grazie alla grande attività del sindaco Rucco, guarda il futuro parlando di alta velocità, alta capacità, dell'attraversamento della città, di una grande fermata in fiera, di un modello che comunque sia compatibile con la città, perché il sindaco sta ragionando con il ministro delle infrastrutture Salvini proprio sul fatto che ci sia la possibilità di aggiustare ancora di più il tiro rispetto all'attraversamento e poi molto altro ancora. Penso alla messa in sicurezza che abbiamo fatto non solo Viale Diaz, che è conclusa come partita, il rinforzamento degli argini dei fiumi, le molte attività, le attività culturali, insomma direi che la collaborazione è stata estrema, come ho detto io, sempre con uno stile di piena collaborazione. E poi c'è questa filiera proprio tra il comune, la regione e il governo che in questo momento è di centrodestra e lei ha sottolineato l'importanza di mantenere intatta questa filiera. Sì, sai, i cittadini sono tutti uguali, il sindaco Rucco dà una garanzia, perché lo conosco Francesco, che il giorno dell'apertura delle urne sarà il sindaco di tutti, non di quelli che l'hanno votato e quelli che non hanno votato si appendono al tram. Ma dall'altro voglio anche dire che tutto questo è una garanzia per dire cosa? Quando lo dicevano gli altri che avevano il governo, la regione, la provincia, andava bene dirlo. Quando lo diciamo noi stiamo ghettizzando. No, noi stiamo dicendo che ci parliamo, è normale che il sindaco di Vicenza parli col presidente della regione e il presidente della regione parli col governo e il governo parli con il sindaco, il che non vuol dire che gli altri non lo possono fare, ma è pur vero che c'è un'affinità elettiva che noi abbiamo tra di noi. Sensazioni al rush finale del ballottaggio? Guardi, rispetto alle sensazioni ho il massimo rispetto per i cittadini vadano a votare. Se io fossi a Vicenza sosterrei Francesco Rucco, sono qui, fra l'altro ho giornate impegnatissime e ho voluto essere qui. E io l'ho conosciuto, l'ho apprezzato, lo stile amministrativo è lo stile di uno che non vuole utilizzare la faccia per andare a fare politica, ma ha dimostrato di fare il sindaco a tempo pieno senza andare a fare polemiche. Guardi, ci sono sindaci di città come Vicenza in giro per l'Italia che hanno utilizzato i loro 5 anni solo per dimostrare al loro partito che sanno far casino e questo non va bene. Parole del presidente della Regione Veneto, il presidente di regione più amato in Italia, lo dice il sondaggio SVG, al primo posto Luca Zaia, poi c'è Bonaccini con Fedriga e al terzo posto De Luca. Ma mi ricorda la lezione di statistica all'università e il professore a un certo punto ci ha detto: guardate, la statistica è una roba strana, si dice che gli italiani mangiano mezzo pollo a testa all'anno, poi c'è chi se ne pappa 10, chi non lo vede mai il pollo.
Le statistiche, i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Ringrazio SVG, ringrazio chi ha risposto bene, però insomma il mio sondaggio è essere in mezzo alla gente, vedere che la gente mi vuol bene, quindi grazie. Ovvio non dipende solo da me ma da tutta la mia squadra e dal lavoro che stiamo facendo. Luca Zaia sostiene Francesco Rucco, ma sostiene anche l'autonomia. Ieri l'audizione in Senato, è stato il primo a parlare, 48 i presidenti di regione, i sindaci, gli esperti che sono stati chiamati a dire la loro. Lei ha parlato per primo, sensazioni? Buone. Perché ancora una volta quelli che poi fanno la lezione a noi, che magari poi attaccano Francesco Rucco, sono gli stessi che hanno impugnato la legge referendaria del Veneto per non far andare i veneti a votare al referendum. Cioè è l'espressione massima della democrazia un referendum, e tu impugni la legge, mi costringi ad andare in Corte Costituzionale, fare una battaglia di un anno e poi guarda caso quella Corte Costituzionale dà ragione a noi, per cui noi siamo qui. Questo governo peraltro ha accelerato, direi che ci sono tutti i presupposti e lo dico volentieri qui da voi, cioè a Rete Veneta e Antena 3, perché voi ne avete fatto una campagna di civiltà sull'autonomia, questo è innegabile, e quindi ho un ringraziamento che faccio, anche perché se non ci fosse stato un lavoro di squadra come quello che abbiamo fatto con il mondo dei media, con i cittadini, con la comunicazione, probabilmente sarebbero ancora una volta riusciti ad ammazzarci, fra virgolette ammazzarci, cioè vietarci di fare referendum. Noi di Media Nord-Est abbiamo ottenuto addirittura il conteggio dei giorni in attesa del governo, siamo al countdown? Beh, insomma, io ieri sono stato a un'audizione ufficiale in Senato per discutere una legge che è in discussione e dovrà comunque essere votata dal Senato e dalla Camera, il che vuol dire che di strada ne abbiamo fatta da quel giorno in cui abbiamo iniziato col contatore, no? Sì, certo, è stata fatta molta strada. Il primo round in l'audizione in Senato di ieri, c'è un altro round in settimana. Ma sì, ma ne avremmo tanti di round. L'importante è dire ai cittadini che noi non siamo qui per proporre un progetto secessionista, non siamo qui per proporre un progetto che intacca l'unità nazionale, siamo qui per proporre un modello di modernità, che è quello della responsabilità, che è quello dell'autonomia. Farei una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamola federalismo, che è la stessa roba, forse qualcuno si adegua un po' di più. Siccome in Italia sono tutti federalisti e qualcuno parla male dell'autonomia, noi siamo federalisti. Ringrazio il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Francesco Rucco, è un sostegno importante quello di Luca Zaia? Beh, Luca Zaia è stato un punto di riferimento per la nostra amministrazione in questi 5 anni, lo abbiamo già detto nel 2018 in campagna elettorale, sarebbe stato un modello di buon governo che abbiamo cercato di replicare a Vicenza e intendiamo andare avanti in quella direzione. Ha detto bene, io non ho voluto far politica, ho fatto il civico a tutti gli effetti, ho fatto l'amministratore. Poi chiaramente alcune cose siamo riusciti a realizzarle, altre no, abbiamo avuto anche 2 anni e mezzo di pandemia e Luca è buon testimone del grande lavoro che ci ha assorbito in quegli anni e come ha potuto anche rallentare le attività amministrative di tutti, perché eravamo concentrati sulla gestione del lockdown, sulla ripartenza, sui provvedimenti per aiutare famiglie e imprese, quindi è stato fatto un grande lavoro. Spero che i vicentini si possano ricordare anche di questo sacrificio di questi anni e confermino la fiducia domenica e lunedì prossima andando a votare, questo è fondamentale. Bene, io intanto ringrazio il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e con Francesco Rucco un arrivederci, perché magari tra poco ci ricolleghiamo, quindi a tra poco. Intanto restituisco la linea allo studio. Grazie molte da Vicenza, Carlo Alberto Ghilleri, Luca Zaia, Francesco Rucco. Adesso sentiamo cosa ha detto il Presidente ieri in audizione. È una cosa paradossale questa storia dell'autonomia, perché all'inizio c'era stato il referendum in Veneto e in Lombardia e Veneto e Lombardia dovevano trattare direttamente con il governo, questo prevede la Costituzione. Poi la cosa si è allargata a tutti quelli che ce l'hanno su con l'autonomia, che vogliono fermarla. Se non la vogliono, non se la prendano. Non c'è scritto, non l'ha scritto il medico che bisogna avere l'autonomia. Se qualcuno non è d'accordo, eviti di averla l'autonomia, no? In qualche modo di accoglierla e lasci però che gli altri possano andare avanti secondo quella che è una riforma che a 2040 giorni del referendum è ancora in mezzo alle sabbie mobili. Sentiamo cosa ha detto ieri il governatore a Roma. Noi andremo a portare la nostra posizione, che è quella di un'autonomia assolutamente solidale, di un'autonomia che non vuole spaccare l'Italia in due come qualcuno vuol dire, di un'autonomia che non è contro l'unità nazionale, ma un'autonomia che è una vera assunzione di responsabilità.
La parola responsabilità torna anche in aula, accanto a modernità e battaglia contro lo spreco. Non abbiamo la fissa dell'autonomia, ripete ormai come un mantra il presidente del Veneto Luca Zaia, ascoltato oggi in Senato. Portiamo avanti un progetto in cui abbiamo creduto, avendo come unico faro la Costituzione. È Zaia ad aprire i lavori di quello che a tutti gli effetti è l'inizio del percorso del disegno di legge sull'autonomia differenziata di Calderoli. Il costituzionalista Mario Bertolissi, l'ultimo ad essere ascoltato. In mezzo altre 48 persone tra sindaci, presidenti di regione ed esperti. Non abbiamo mai avuto disegni secessionisti, bensì abbiamo sempre inteso che i padri costituenti siano stati chiari fin dall'origine. Se andiamo a leggere la Costituzione repubblicana del 1° gennaio del 48, è una Costituzione assolutamente federalista. La storia a partire dal dopoguerra fino al referendum del 2017. 2.328.000 veneti sono andati a votare, il 57% del corpo elettorale. Il percorso ad ostacoli per la sottoscrizione della preintesa e poi la ringa finale. Chiamiamolo federalismo da oggi in poi, forse qualcuno si adegua di più al processo, perché stiamo parlando di federalismo, forse la parola autonomia qualcuno fa venire l'orticaria. Se è un processo federalista, ecco, la Germania ha un grande modello federalista. Noi, guardate, se volessimo dire anche da un punto di vista proprio utilitaristico, diciamo così, non abbiamo nessun interesse che ci sia qualcuno in Italia che vada in malore, perché alla fine si rischia che il conto lo paghiamo sempre noi. Autonomia come sfida comune, opportunità per avere un vero controllo di gestione. Poi si chiama autonomia differenziata, più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato, ma non è una frase sovversiva. 13 minuti fiume, poi le domande. Giovedì pomeriggio altra tornata di audizioni con ANCI, ANCE, CGIL, CISL e UIL, conferenza delle regioni e province autonome, Legambiente. Oltre ai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato, ci sono anche quelli delle commissioni tecniche, quella sui LEP e quella sui fabbisogni standard. In regia oggi Tony Esposito e Francesco Ceron. Tra poco ci colleghiamo con Monica Smiderle a Bassano per il Giro d'Italia. Intanto restiamo a Bassano e vediamo i problemi degli studenti con i trasporti pubblici, con gli autobus. Vediamo. Bassano rischia di diventare la città dei ritardi, delle lunghe attese e dei tempi morti. Se da una parte questi problemi sono quelli che affliggono spesso e malvolentieri l'ULSS 7, anche per quanto riguarda il trasporto scolastico, in città le cose sembra che non vadano meglio. A dirlo sono direttamente loro, gli studenti, che spontaneamente hanno voluto segnalare ai nostri microfoni una situazione di profondo disagio. Ritardi anche di 40-50 minuti, quali sono i disagi per voi studenti? Disagio che ci sono un bus, c'è un'interruzione dalle 2:15 fino alle 4:30 di certe linee. C'è chi arriva da scuola magari alle 2:43, non si trova quel bus, deve aspettare quello delle 4:30, 4:15. Quell'ora e mezza da aspettare sarebbe un po'... Magari se c'è uno sforzo di portare i bus alle 3:30, 3:15, alle 3, visto che c'è questa interruzione, non sarebbe, sarebbe più comodo per noi. Le linee più difficoltose sono comunque Tiene Schio e Bassano, che comunque bene o male come orari sono improponibili, anche per cui ad esempio noi a scuola finiamo alle 2:20, però noi dobbiamo restare 40 minuti in stazione a aspettare cosa? In caso di maltempo, cioè trovarlo un posto comunque bene o male su stare riparati senza prendersi qualsiasi tipo di maltempo, e bene o male anche comunque le linee durante il pomeriggio ci sono orari tardi in cui è difficilissimo fare combaciare un altro bus se in caso abbiamo una coincidenza, e di mattina ci vorrebbero più bus che vanno diretti in stazione, da Tiene a Bassano, che vadano diretti perché ce n'è solo uno. Una mia amica che prende il bus per andare a Cartigliano arriva qua alle 2:30 e deve stare in centro fino alle 5:30, 6. Magari una giornata che piove, stare 3 ore in centro da soli o in stazione è brutto anche. Ragazzi, lo dicevo ieri, metteteci la faccia, se avete delle buone ragioni per protestare, fatelo non con l'anonimato, che paura avete, che cosa vi può capitare. Allora andiamo per il Giro d'Italia, restiamo a Bassano del Grappa e ci colleghiamo in diretta con Monica Smiderle. A te la linea, Monica.
Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. È scoppiata la festa, la febbre rosa sale a Bassano del Grappa. Come potete vedere alle mie spalle la carovana rosa sta animando l'attesa del gruppo dei ciclisti che sta partendo in questi minuti da Pergine Valsugana. Partenza ore 12:45 per la 17ª tappa del Giro d'Italia, che vedrà il gruppo rosa attraversare le province di Trento, Vicenza, Treviso e Venezia, con arrivo previsto intorno alle 17 a Caorle. Come insomma potete appunto vedere e sentire, soprattutto a Bassano del Grappa c'era grande attesa per la carovana ed è letteralmente scoppiata la festa. Chiedo all'operatore Andrea Benetti di farci appunto assaporare e vedere quelle che sono le immagini in diretta da Bassano del Grappa con la grande festa per il Giro d'Italia. Forte direttore il legame tra Bassano del Grappa e il ciclismo, insomma a Bassano ci sono tantissimi ciclisti che sono arrivati anche stamattina qui per vedere il passaggio del Giro d'Italia, che in questo momento vede maglia rosa Thomas. Vediamo Andrea di avvicinarci, proviamo a sentire un po' qual è l'atmosfera, l'emozione dei bassanesi. Allora, grande emozione per l'arrivo del Giro d'Italia a Bassano del Grappa. Buongiorno. Emozionante? Sì, molto emozionante. Chi vince il Giro quest'anno? Non lo so, è la prima volta che lo vedo, quindi non sono neanche appassionato di ciclismo, però... È l'unico non appassionato di ciclismo che abbiamo trovato a Bassano del Grappa. Lei è appassionato di ciclismo? Sì, certo, siamo tutti appassionati. Ha portato anche i suoi figli oggi? Sì, oggi non c'è scuola, non c'è lavoro, c'è il Giro d'Italia. E allora insomma festa per il Giro d'Italia? Sì, sempre. Chi vince? Oggi Milan, speriamo. Però grande attesa per il tappone dolomitico di venerdì. Sì, certo, speriamo sia una bella giornata, bel tempo e che mica migliore. È un Giro d'Italia sicuramente, direttore, condizionato dal maltempo, ma c'è davvero grande attesa per l'esito del grande tappone dolomitico, che è quello di venerdì prossimo, che vedrà il gruppo del Giro d'Italia partire da Longarone, verso appunto le 3 cime di Lavaredo, attraverso 3 passi dolomitici. Qui nel frattempo, Andrea, ti chiedo di spostarsi. E allora è emozionante l'arrivo del Giro? Fantastico, dei brividi. Maglia rosa rigorosamente. Ci vuole in questa evenienza, ci vuole. Chi vince il Giro secondo lei? No comment, è troppo strano questo Giro, molto strano. Grazie. Grazie a lei. Con il telefonino per immortalare l'arrivo della carovana rosa qui a Bassano del Grappa. Sì, sicuramente al passaggio della tappa bisogna essere presenti, perché è sempre un evento sportivo da vedere, oltre che essere un po' appassionato. Andrea, cerchiamo di avvicinarci alla festa con le immagini, direttore, se ci concedi ancora qualche minuto, perché qui si sta animando l'atmosfera con i balli, con insomma i tifosi che sicuramente non mancano a questo momento imperdibile per Bassano del Grappa. Insomma, il 106esimo Giro d'Italia fa tappa qui con la carovana rosa. Attendiamo poi verso le 14:30 il passaggio dei ciclisti, che vi ricordo arriveranno poi intorno alle 17 a Caorle. Per il momento da Bassano è tutto, magari ti richiederò la linea più avanti nel corso del telegiornale per aggiornarti sulla festa rosa a Bassano. Grazie molto Monica Smidele da Bassano del Grappa. Ben diversa la situazione in Emilia
Romagna, dove ci sono paesi ancora allagati. Vediamo le immagini da Conselice. Qui l'acqua continua a ristagnare, l'acqua non se ne va, ovviamente ha distrutto centinaia di abitazioni, molti non vogliono andarsene nonostante i disagi che ha procurato l'alluvione e i danni che ha procurato l'alluvione, ma adesso c'è anche un problema sanitario perché l'acqua si sta intorbidendo, ristagna, all'acqua si sono mischiati anche l'acqua delle fogne, per cui è una situazione tremenda, acqua maleodorante e la possibilità il rischio di infezioni. Questo sta accadendo a Conselice in Emilia. Romagna è uno dei tanti centri che è stato devastato dallo tsunami degli ultimi giorni. Torniamo a Bassano del Grappa, a Gaglio ci sono ancora lupi in città, non a Bassano, siamo sull'altopiano ovviamente. Questa mattina è stato avvistato, ieri mattina è stato avvistato un esemplare a pochi passi dalle case tra il campo sportivo e il deposito degli autobus. Sono le 6 del mattino e un lupo cammina indisturbato in una zona residenziale di Gaglio. Lupi sempre più vicini all'uomo, lupi sempre più abituati alla città. L'animale infatti è stato avvistato a 2 passi dal centro cittadino, tra il campo sportivo e il deposito degli autobus. Un'incursione, o meglio un ritorno, ripreso dal cellulare dell'ex vice sindaco Denis Lunardi, che racconta di un'emergenza ormai quotidiana. E questo la dice lunga su quanto ormai questi grandi predatori siano diventati confidenti e sprezzanti dell'uomo. Ennesimo lupo, ennesima predazione di un selvatico, anche questa volta a 2 passi dalle case abitate. A segnare il passaggio dell'animale, infatti, la carcassa di un capriolo sbranato, ritrovata nel prato accanto alla colonia Don Calabria. Questa predazione di questo capriolo in centro a Gaglio ancora una volta ha fatto tornare alla ribalta questo annoso problema di questa gestione del lupo, dove sembrerebbe che nessuno voglia occuparsene, ma il lupo, ripeto, diventa sempre più un pericolo e sprezzante dell'uomo, e questo per noi ormai è diventato insostenibile e insopportabile. E la richiesta del territorio ormai è sempre la stessa. Speriamo che qualcuno si dedichi a questo tema e metta mano nella gestione nazionale del lupo. Esaltiamo come sempre la Focus TG da una provincia all'altra perché i nostri inviati ci chiedono la linea. Andiamo da Federico Fusetti, che insieme al nuovo presidente del Padova Calcio, l'imprenditore Francesco Peghin. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Infatti siamo con il nuovo presidente del Padova Calcio, una notizia proprio di questa mattina. Entrerà l'imprenditore padovano, entrerà con il 25% delle quote della società, 1 milione di euro di impegno, insomma, in maniera molto trasparente, l'ha detto lui stesso. Complimenti, insomma, il bello comincia adesso. Sì, è un impegno derivante dalla mia passione per lo sport in generale, per la squadra della mia città, e un aiuto, la richiesta di supporto da parte di Joseph Oghurlian, che ritengo un imprenditore di grande rilievo da non perdere a Padova, di appello agli imprenditori padovani di essere vicino. Diciamo, l'ho colto anche con questo spirito di cercare di fare il meglio possibile per portare la società ad inseguire obiettivi ambiziosi. Ed è un segnale, diciamo, forte anche quello che il nuovo presidente sia padovano. Insomma, il fatto di essere di Padova è un segnale forse che proprio anche lei e la società volete lanciare. Ho accolto con piacere la proposta di Joseph Oghurlian di ricoprire l'incarico di presidente, che è un onore chiaramente, ma anche una responsabilità, e quindi cercherò di fare il meglio possibile in questo ruolo. Obiettivi non si dicono nello sport. Io ho fatto per tanti anni lo sport agonistico, e quindi porta male dichiarare troppo esplicitamente gli obiettivi. Sono ambizioso, quindi non sono qui solo per partecipare, ma per cercare di dare una mano per perseguire e riportare la società dove merita. E poi magari appunto coinvolgere anche altri imprenditori locali. Sì, questo è uno degli obiettivi, che si ricrei un
entusiasmo, una vicinanza di altre figure. Il mio è un ruolo di servizio, perché non vado a fare l'azionista di maggioranza, farò il presidente, quindi cercare di avvicinare anche altri alla società. Grazie a Francesco Peghin, bocca al lupo naturalmente per questa avventura nel calcio, e a te la linea, direttore. Grazie Federico Fusetti, complimenti a Francesco Peghin. Andiamo a Desenzano sul Garda, perché c'è stato un incendio furioso al centro commerciale Le Vele. Vediamo le immagini. Qui ormai l'incendio, a giudicare da queste immagini, è stato in gran parte spento. Vedete il centro commerciale Le Vele di Desenzano, non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il divampare delle fiamme, ma insomma rapidamente si sono estese a gran parte di questo grande edificio. Non abbiamo notizie di feriti, ma soltanto di danni materiali. Come potete vedere, i danni materiali sono molto ingenti, potrebbe essere ovviamente un cortocircuito. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e per fortuna sono riusciti a circoscrivere le fiamme, ma tutta la struttura è andata compromessa. Non abbiamo, vi dicevo, notizie di feriti, ma solo di danni materiali. È un periodo in cui davvero ci sono tantissimi incendi, ce n'è stato uno anche recentemente a Preganziolo, sempre in un centro commerciale. Si sospetta a volte che siano incendi dolosi, magari appiccati da organizzazioni malavitose che chiedono agli imprenditori il cosiddetto pizzo. Adesso andiamo a Venezia in diretta da Filippo Fois, perché è un anno che è entrata in vigore l'ordinanza anti-paccottiglia e ci racconta quali sono i risultati di questa misura. Filippo Fois credo che sia in compagnia dell'assessore. Sentiamo, vediamo. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono in compagnia con l'assessore al commercio Sebastiano Consastalonga, che è l'autore della delibera che portiamo qui in palmo di mano. È passato un anno e un mese più o meno. Innanzitutto ricordiamo che cosa prevede questa delibera. La delibera prevede l'inserimento di una regola ben precisa, delle regole, il codice Ateco rispetto del decoro a Venezia, e quindi abbiamo riportato al centro quello che sono gli artigiani veneziani, possono riappropriarsi delle strade principali di Venezia. Ecco, perché Venezia si stava riempiendo di negozi di paccottiglia, da questo motivo il nome della delibera, vale a dire di negozi che vendevano souvenir o cose a basso prezzo, che stavano abbassando anche il livello del turismo che c'è qui in città. Da adesso non possono più aprire. Dopo un anno si è visto che comunque non ha questo provvedimento, che peraltro adesso diremo anche ha destato interesse in diverse nazioni europee, perché è unico nel suo genere, non ha intaccato il tessuto economico della città, perché comunque richieste di apertura ce ne sono state comunque. Sì, il dato ben preciso è che in quest'anno sono state aperte lo stesso numero di attività di prima che entrasse in vigore la norma, quindi significa che la norma non ha bloccato niente, anzi ha bloccato sì le attività, quelle di basso profilo, indecorose che c'erano a Venezia, invece ha dato la possibilità all'apertura invece di nuove attività di alto pregio e di qualità, e soprattutto abbiamo riportato gli artigiani. Ecco, c'è da dire un'altra cosa, poi diverse attività aprivano e chiudevano un po' a comando, persino la Guardia di Finanza diceva non riusciamo a intercettarle, adesso queste cose non si possono più fare. Penso che tra le cose che porto con orgoglio è l'encomio che ho ricevuto da parte della Finanza sulla questione della delibera, perché abbiamo bloccato quello che era il fenomeno dell'apri e chiudi. L'evasione era totale e con questo sistema siamo intervenuti. I dati lo dicono, perché siamo passati da in questo anno qua a una diminuzione del 90% delle attività che aprivano e chiudevano. Anche perché poi c'è da dire un'altra cosa, spesso queste attività non rispettavano il regolamento comunale, per esempio nell'esposizione della merce invadevano spazi all'esterno dei negozi. Oggi c'è stata con le norme appunto che ci sono adesso,
anche se si cede l'attività, tutte le multe pregresse rimangono in capo a chi subentra. Questo significa che dopo arriva anche la chiusura. Sì, due sono le cose: o un'attività viene ceduta con tutti gli oneri e con tutte le tasse da pagare, le multe e tutto il resto, oppure chiude definitivamente, perché dal momento in cui viene chiusa l'antipacottiglia a Venezia, nelle zone di maggior flusso turistico e tutta San Marco, potranno aprire solo quelle che seguono determinati codici Ateco e il rispetto della delibera. Quindi la questione è chiusa, infatti le attività che noi vediamo chiudere a Venezia non riaprono, e le attività che aprono invece portano vantaggio una attaccata all'altra, perché ognuno porta vantaggio in più. Il circolo virtuoso invece che il circolo vizioso. Infatti una volta uno apriva, metteva l'anima per aprire bella, un'attività bella, decorosa e tutto il resto, e magari a fianco si apriva questo negozio di pacottiglia. Invece adesso uno apre e in fianco ne ha uno magari anche migliore, e quindi porta vantaggio a tutta la calle e a tutta la strada. Senta, lo stiamo vedendo, anche lo stanno vedendo i nostri telespettatori, c'è tantissima gente a Venezia. Siamo passati dai problemi del Covid, che aveva raso al suolo sostanzialmente tutta l'attività turistica, a tornare a parlare di sovraturismo. Sì, allora intanto innanzitutto secondo me il pensiero di questa delibera è anche va legato alla qualità del turista che arriva. Noi abbiamo bisogno di Venezia che è delicata, che ha una sua modo di vivere, bisogno di quel turismo che sia rispettoso di Venezia, che abbia una qualità un po' più elevata. Non possiamo più pensare di continuare a lavorare con il mordi e fuggi, e infatti tutti quei negozi che aprivano di pacotaglia veniva aperto perché si voleva dare risposta a questo tipo di turismo. Anche questa delibera tenta e sta dando i suoi frutti di innalzare quello che è la qualità del turismo. Chiaramente a questo punto ci siamo arrivati dopo decenni, per cui ci vorrà anche un po' di tempo per uscirne, diciamo, per riportare un pochino su il turismo. Per ora io direi che da Venezia è tutto. Ringraziamo l'assessore Sebastiano Costalunga, assessore al commercio del Comune di Venezia. Restituiamo la linea allo studio. Grazie Filippo, grazie molte. Filippo Fois da Venezia, e grazie all'assessore ovviamente che era in sua compagnia. Andiamo in pubblicità, poi torniamo subito con Focus TG. State con noi, grazie. Eccoci di nuovo con Focus TG. Vi abbiamo dato prima le immagini dello spaventoso incendio nel centro commerciale Le Vele di Desenzano sul Garda, e dicevamo anche di quanto è successo a Preganziola, un altro incendio, un altro centro commerciale andato in fiamme, e c'è la rabbia e la preoccupazione degli esercenti di questo centro commerciale. Dopo il rogo, poco meno di 10 giorni fa, sono ancora costretti a tenere i loro negozi chiusi. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Siamo a casa senza un lavoro e senza assolutamente un reddito. Sono passati quasi 10 giorni dall'incendio che ha devastato il Primarket di Preganziola nel parco commerciale di Via Europa. Il centro è ancora inagibile, sotto sequestro. Le attività che a causa del rogo hanno dovuto chiudere sono almeno una decina, che danno sulla piazza un bar, una rivendita di sigarette elettroniche, un'erboristeria e un negozio per animali, tutti chiusi. Nicola Cerolina, che con la moglie gestisce una scuola di toilettatura, è molto preoccupato. Noi abbiamo perso circa, posso dire, il 90% di quello che avevamo all'interno del negozio. In 5 ore sono svaniti anni e anni e anni di sacrifici e di lavoro. Noi ci stiamo già muovendo per trovare una locazione nuova. Chiaramente noi non possiamo spostarci, dopo noi sono 7 anni che siamo in quel posto e abbiamo tutta la nostra clientela, tutto il nostro giro. Sono decine le ispezioni tra periti e vigili del fuoco nell'intero stabile. L'inchiesta seguirà il suo corso. Nel frattempo l'esasperazione degli esercenti è palpabile. Alcuni preferiscono non parlare, altri come Nicola non si vergognano ad ammettere la grande difficoltà in cui si trovano. È brutto da dire, ma vediamo solo nero. Noi vorremmo in primis solo ed esclusivamente lavorare. Poi chiaramente se arriva un aiuto da qualcuno, da qualcosa, noi logicamente non diciamo di no, perché ripeto, in questo momento siamo veramente in forte difficoltà.
Allora torniamo in diretta a Vicenza dal capo della nostra redazione vicentina, Carlo Alberto Inghilleri, che vedo insieme al candidato sindaco Francesco Rucco. A te la linea, Carlo, di nuovo. Sì, buongiorno direttore, nuovo collegamento perché ci sono delle novità che vi vogliamo dare in anteprima assoluta, sì, perché è uno dei temi che sono stati affrontati anche ieri a Focus in quel esplosivo faccia a faccia che ha diretto lei proprio tra i due candidati al rush finale del ballottaggio, Francesco Rucco e Giacomo Possamai. Il tema qual è? Quello del PNRR, dei fondi che sarebbero stati destinati alla riqualificazione del mercato ortofrutticolo e che purtroppo il Comune di Vicenza, con il suo progetto spedito di 30 secondi in ritardo, non ha potuto accedere. Fondi che non siete riusciti a prendere, ma avete fatto ricorso. Qual è la novità? Ma la novità è che il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza per l'appello cautelare al 31 maggio, quindi nei prossimi giorni, settimana prossima, quindi immediato, e ha aperto a quella che è l'ipotesi del minutaggio, cioè il bando prevedeva che oltre il mezzogiorno si contavano i minuti. Essendo all'interno del minuto, quindi di 30 secondi, è verosimile che venga accolto questo ricorso dell'amministrazione comunale e quindi potremo rientrare in gioco verosimilmente già dalla settimana prossima. Questo significa, lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori, che Vicenza accederebbe a dei fondi del PNRR determinanti per la riqualifica di una delle zone importanti della città, cioè il mercato ortofrutticolo. Sì, è un finanziamento importante di 10 milioni che richiede un'integrazione di altri 6 da parte del Comune di Vicenza, sul quale abbiamo partecipato al bando, però vorrei precisare una cosa importante, che le stesse persone che hanno commesso questo errore, ovviamente in buona fede, un errore tecnico di 30 secondi rispetto a una scadenza perentoria, sono le stesse che hanno portato a casa 78 progetti per 60 milioni e mezzo di euro. Quindi, ripeto, vanno non condannate ma ringraziate. Questo è il dispiacere che abbiamo avuto da parte di chi vorrebbe fare il sindaco nei prossimi 5 anni e che non capisce, perché ovviamente non ha esperienze lavorative pregresse, che quando si lavora si può anche sbagliare e non bisogna condannare le persone. Ecco, c'è un tema proprio riferito a Giacomo Possamai. Stamattina il candidato del Partito Democratico è andato in questura, almeno ha annunciato che va in questura per denunciare che alcuni manifesti elettorali suoi sono stati deturpati. Tra l'altro abbiamo visto anche le fotografie, c'è una scritta che è stata apposta con della vernice rossa vicino alla fotografia di Giacomo Possamai e questa scritta dice PD, evidente riferimento probabilmente al partito di appartenenza di Giacomo Possamai, che è capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico. Beh, la scritta PD evidentemente è verità, non è un'offesa, però dall'altra parte va detto che tutti i cartelloni strappati sono atti di vandalismo da condannare, noi lo stiamo subendo da settimane, non abbiamo dato notizia di questa cosa, quindi credo che vadano condannate, però allo stesso tempo tutti sono stati, diciamo, oggetto anche di denuncia da parte nostra. Dall'altra parte va anche detto che questa campagna è stata una campagna particolarmente accesa. Ieri sera, peraltro durante la trasmissione di Focus, ho voluto denunciare pubblicamente ciò che stanno facendo esponenti della sinistra radicale in appoggio a Possamai, ovvero dei post in cui danno dei fascisti, compreso me, oltre alla mia squadra, con la foto in cui posiamo le pietre d'inciampo in ricordo dell'olocausto, delle vittime del nazifascismo. Noi che abbiamo condannato il nazifascismo anche in piazza il 25 aprile, è inaccettabile che si alzi il livello di scontro con l'odio anche dal punto di vista appunto ideologico. Quindi va condannato questo tipo di atteggiamento, non si trincera dietro altre manifestazioni di vandalismo, ma questo è molto più grave, quindi noi faremo querela rispetto a quei post. Ecco, chiudiamo questo collegamento con una sensazione a oggi, ormai mancano poche ore, si contano sulle lancette dell'orologio come andrà a finire questo ballottaggio. Lo so che non ha la sfera di cristallo, però le sensazioni, un politico navigato come lei deve averle. Sensazioni? Ma le sensazioni sono quelle di una grande fiducia, lo ha dimostrato già il primo turno sulla mia persona, sulla lista civica Rucco Sindaco, su una coalizione di centrodestra
compatta. C'è una tensione, una preoccupazione da parte di molti cittadini di un ritorno all'immobilismo del centro-sinistra, che ha già visto guidare il centro-sinistra con Variati e Possamai dal 2008 al 2018. È importante che le persone, questo è un appello al voto, vadano a votare, perché il peggior nemico del ballottaggio è l'astensionismo. È importante perché si decide il sindaco, si decidono i prossimi 5 anni che saranno determinanti per i grandi cambiamenti di Vicenza. Questo è un appello al voto che faccio, sentito, accorato. È importante intervenire domenica e lunedì al voto, si vota domenica tutto il giorno e lunedì fino alle 15 del pomeriggio. Insomma, c'è l'incognita dell'affluenza, questa forse è l'incognita più grande di questo ballottaggio. Insomma, le elezioni, le amministrative non sono finite, c'è ancora un appuntamento fondamentale. Io ringrazio il candidato sindaco e attuale sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e direi che la linea, se non ci sono domande da studio, può tornare a lei, direttore. Grazie molto a Carlo Alberto Inghilleri, al sindaco uscente Francesco Rucco, candidato sindaco al ballottaggio del 28 e 29 maggio. Sentiremo oggi per par condicio, perché siamo in fase di par condicio, anche Giacomo Possamai, che ieri è stato qui in studio. È stato un duello davvero molto avvincente. E vediamo i dettagli degli atti vandalici che Giacomo Possamai oggi è andato a denunciare in questura, cioè l'imbrattamento dei suoi manifesti elettorali. Vediamo. Nuovo capitolo della campagna per le amministrative di Vicenza, arrivata al rush finale del ballottaggio. Il candidato del Partito Democratico, Giacomo Possamai, annuncia che andrà in questura a fare denuncia per i vandalismi contro alcuni suoi manifesti elettorali. Il suo comitato ha mostrato un'ampia documentazione fotografica. Sui manifesti, come si vede, qualcuno, accanto alla foto di Giacomo Possamai e al suo slogan "E ora?", ha aggiunto con vernice rossa 2 lettere, PD, con evidente riferimento al partito di appartenenza del candidato per il ballottaggio di Vicenza, che è anche capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico. Sui manifesti deturpati, il comitato Possamai Sindaco fa sapere che sono una mancanza di rispetto per la democrazia e i cittadini. Noi però, conclude il comitato, non ci facciamo intimidire e proseguiamo la nostra campagna come l'abbiamo fatta sin dall'inizio, con il sorriso e la forza delle idee. E si andrà al ballottaggio, si va al ballottaggio anche a Vedelago. Abbiamo già sentito il candidato sindaco Giuseppe Romano e in questo servizio sentiamo il suo avversario Marco Perin. Le priorità, come ho detto da sempre in campagna elettorale, sono principalmente 2. La prima riguarda la grande sfida del PNRR. Abbiamo dimostrato, partecipando a 38 bandi, di essere stati assegnatari di contributi per 13.346.000 euro e per molti altri progetti siamo ancora in graduatoria. Se i cittadini ci daranno fiducia, sono sicuro che riusciremo a concretizzare delle grandi opere per il nostro territorio. Progetti che guardano al futuro, dunque, per Marco Perin, protagonista dello strappo con la Lega nel comune di Vedelago. Corre da civico e non con il simbolo del carroccio, che invece sostiene l'avversario. Se eletto, ha già in mente quale sarà la prima azione da primo cittadino. La primissima azione sarà la posa della prima pietra delle strutture per le quali abbiamo già affidato i lavori, quindi mi riferisco al Polo dell'Infanzia a Barcon, all'asilo nido di Casacorba e alle 3 piste ciclabili di via Castellana, via Spada e via Nazionale. E poi subito l'approvazione in Consiglio del piano degli interventi. Le persone più che i partiti, secondo Perin, a vincere questa tornata elettorale. Vedelago ha dimostrato che contano molto di più le persone dei partiti e questo è stato un grande segnale per me, di cui ne sono orgoglioso. È stata una campagna elettorale intensa, però come ho sempre fatto in tutte le campagne elettorali che ho affrontato, mi sono confrontato con le persone. Io sono un uomo del popolo, vivo in mezzo alla gente ed è stato anche un momento per capire quali sono le reali esigenze dei nostri cittadini. Servizio di Edi Caliman. Intanto continuano gli sbarchi anche oggi a Lampedusa. Ci sono 3 navi pare in difficoltà perché il mare si è ingrossato e si parla di migranti anche in rapporto alle imprese che cercano manodopera e gli industriali del Veneto, gli imprenditori lanciano un appello al governo perché non ci si limiti soltanto agli slogan sull'immigrazione e stabiliscono anche un patto con i sindacati. Vediamo.
Sosteniamo da tempo che una politica migratoria fatta bene, senza slogan, con accordi mirati, sarà importante. Parole del presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, in merito alla mancanza di lavoratori che interessa in modo trasversale il settore manifatturiero e terziario. La sua proposta: pensare ad una politica di inclusione e occupazione con accordi presi già dal paese d'origine dei migranti. Questo al fine di affrontare la desertificazione demografica del nostro territorio, che già oggi partendo dalla provincia di Treviso, specchio delle altre realtà provinciali venete, vede una diminuzione del 30% del tasso demografico. Significa che nel 2030 in Veneto saranno 180.000 le persone in età lavorativa in meno. Il sistema lavoro è in continuo movimento e quindi le politiche anche di welfare che le singole aziende stanno portando avanti danno una nuova visione del lavoro e del modo di approcciare il lavoro. Quindi l'altra sua proposta: chiedere al governo di mettere a terra il PNRR e portare avanti eventuali modifiche in accordo naturalmente con l'Europa, specie per quei famosi 20 miliardi di euro di progetti sfumati, vedi tra gli altri il Bosco dello Sport di Mestre, e di cui le aziende potrebbero portare avanti le nuove progettualità in qualità di soggetto appaltante. In una unione, in un unisono e in una visione che deve essere appunto comune. Se ne è parlato a Marghera in occasione della presentazione del Patto per la coesione sociale, firmato con CGIL, CISL e UIL. In evidenza anche le 30.000 aziende venete a rischio infiltrazioni mafiose. È evidente che rispetto a questo noi, attraverso il patto, anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio. Veneto che farà sentire forte la propria voce a Roma, considerato che dopo Assolombarda rappresenta la seconda più grande Confindustria d'Italia. Queste sono le nostre proposte che andranno sviluppate partendo dal patto che abbiamo sottoscritto, perché il patto è un punto di partenza che richiede gambe e richiede interventi che dovremo condividere assieme a Confindustria. Servizio di Anna Maria Parisi. Adesso vediamo dei titoli dal Corriere del Veneto. Live Giro d'Italia, Pergine, Valsugana, Caorle, va via subito la fuga, in 4 all'attacco, quindi un aggiornamento del Corriere del Veneto. A fianco vedete Contadora, Caorle volata, poi spettacolo sulle 3 cime di Lavaredo. Ancora titoli sul Giro, tappa di Caorle, strade chiuse, deviazioni tra Vicenza, Treviso e Jesolo. Ne abbiamo parlato con i nostri inviati Monica Sbiderle e Nicola Marcato. Città in festa, vongolata a Caorle, a Pecol Notte Rosa, a Longarone musica e DJ set. E poi altre notizie di cui ci siamo occupati: Ilaria all'hostess arrestata a Jeddah, nega tutto, credevo che ci stessero rapinando. Bolzano, la corrente lo sbalza fuori dal kayak. Veneziano di 55 anni annega nel torrente Aurino. Abbiamo aperto con questa ed altre notizie di cronaca nera. Torniamo all'apocalisse dell'acqua in Emilia-Romagna. Grandissima la solidarietà del Veneto, come sempre, per gli alluvionati, e in Veneto fondamentale il ruolo dei consorzi di bonifica. Vediamo. La situazione è molto pesante e questo ci preoccupa, perché la stessa cosa potrebbe succedere anche dalle nostre parti, sebbene che sappiamo che siamo in una situazione, almeno spero e mi auguro di essere in una situazione migliore, perché i consorzi in Veneto tutti quanti funzionano. Il Veneto e i consorzi di bonifica stanno facendo la loro parte in Emilia-Romagna, ma il rischio alluvioni nel nostro territorio resta. Per questo è costante il lavoro di pulizia e controllo dei fiumi, come è continua la progettazione di nuove opere di salvaguardia. Il scolmatore giù nella zona di Rubano, il scolmatore che partirà da Marostica, il bacino del Vanoi, sono tutti interventi che vanno nel senso del dissesto geologico, nella sicurezza idrogeologica del territorio. E andiamo a Venezia. Bloccare il bosco dello sport e la torre di Mestre, migliorare lo stato dei parchi, tra le proposte dei consiglieri di Verde Progressista per il nuovo piano ambientale per Venezia, visto che quello attuale è addirittura del 2012. Sentiamo tra gli altri cosa ha detto Gianfranco Bettin.
Venezia è sul filo del mare tra le città più esposte al cambiamento climatico. Serve con urgenza un piano per l'energia sostenibile e per il clima. Quello presente è datato 2012, con la giunta che ha annunciato il nuovo PAES, che il piano per l'energia sostenibile e il clima verrà approvato entro il 2023. E monta la polemica sostenuta dai consiglieri di opposizione. Noi diciamo che era tempo, perché il piano vigente è scaduto, è stato approvato nel 2012, e un nuovo piano, un forte investimento ambientale verso la sostenibilità deve sostanziarsi in parecchie azioni concrete che cambino il volto della città in questa direzione. Divieto al traffico pesante in città, attuare il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale, in particolare mettendo in funzione le stazioni Olimpia e Gazzera a Mestre, fornire alla città di mezzi pubblici elettrici, sia su strada che acquei, no allo scavo di nuovi canali, isole pedonali attorno alle scuole, alberate attrezzate dalle classi con un raggio minimo di 150 metri e soprattutto no alla torre del Viale San Marco, sempre a Mestre, soltanto alcune tra le proposte avanzate da Verdi Progressista. Una nuova stagione di sostenibilità per la città è necessario e abbiamo pensato di tradurlo in alcune decine di proposte concrete. Tony Esposito e Francesco Ceron oggi in regia, andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo fra 2 minuti. Notizia arrivata poco fa, pubblicata nella prima pagina online del Gazzettino. Luca Zaia si conferma il governatore più amato d'Italia con quasi il 70% dei consensi, secondo posto per Massimiliano Fedriga a pari merito con Bonaccini. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Vediamo, in vista di un'estate che si annuncia strepitosamente interessante dal punto di vista dei flussi turistici, cosa hanno deciso di fare i comuni, alcuni comuni del litorale veneto, che si sono alleati per fare in modo che quella parte di costa possa essere il più sostenibile possibile, cioè possa essere una costa green. Vediamo. Lo hanno chiamato il Summit del Mare ed è un modo per rafforzare la collaborazione tra i 10 comuni della costa, fare squadra per diventare una filiera in grado di moltiplicare il valore delle singole località. D'estate il litorale veneziano e rodigino ospita nel complesso oltre 25 milioni di turisti, un risultato che andrà continuamente riconquistato e difeso da una concorrenza sempre più agguerrita. Quando il mondo ricomincerà a viaggiare, quando gli aerei saranno di nuovo a portata di mano di tutti, noi dovremo essere più attrattivi, dovremo fare un'offerta integrata in maniera tale che i sistemi d'eccellenza, i sistemi però anche già consolidati, siano dei sistemi nuovi che devono offrire nuove opportunità ai nostri giovani e quindi ai nostri ospiti. Il 2023 sarà dedicato ai temi dell'agricoltura, della pesca e del turismo. A Venezia, intanto, i 10 comuni della costa presentano ognuno un progetto all'insegna della sostenibilità. Noi abbiamo presentato un progetto sull'isola del Lido, sull'oasi degli Alberoni, di rigenerazione urbana, di recupero di manufatti per renderli ecosostenibili a disposizione della popolazione. È un progetto che viene costruito dal basso ed è un progetto di eccellenza, perché alla fine all'interno di tutto questo ci saranno anche delle destinazioni legate al sociale. Il progetto del Comune di Venezia è in sinergia con l'Università UAV. Allo UAV interessa molto essere dentro a un summit del mare, perché pensiamo che un grande rinascimento della città può avvenire attraverso gli studi del mare. Intanto nel settore la ricerca di personale continua a dare problemi, confermando una tendenza che si va consolidando. La stagione 2023 sia quella che forse da questo punto di vista inizia all'insegna della situazione più critica, e quindi io penso che potremmo stimare in circa un 25% quella che è la forza lavoro mancante in maniera abbastanza trasversale nel comparto turistico veneto. Manca la forza lavoro, però è già boom di presenze a Venezia, in Laguna, grazie anche all'apertura della Biennale, la mostra di architettura, e quindi le previsioni sono ottime anche per quanto riguarda questo periodo. Vediamo.
La Biennale volano per tutta l'economia della città di Venezia. Per i giorni di preapertura della 18ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, almeno fino a domenica, è tutto esaurito in città e anche nel caso di disdette dell'ultimo minuto i prezzi delle camere sono alle stelle. Il periodo della Biennale inizia sempre con un grande botto dal punto di vista mediatico ma anche dal punto di vista alberghiero. Gli alberghi sono pieni a prezzi estremamente elevati per le ultime stanze, si trova ancora posto sulla disdetta, però oggettivamente questo è il periodo in cui tutti quanti coloro che si occupano di arte, di architettura vogliono essere presenti a Venezia. Un periodo d'oro per l'indotto e la vitalità della città. I prezzi alti servono alle imprese a ricostituire quelle riserve che poi servono per investire, per rifare le stanze, rifare i bagni, dare lavoro un po' a tutta la città che vive sul turismo. Abbiamo poi una bolletta energetica estremamente elevata, un'inflazione galoppante e quindi gli alberghi hanno bisogno di mantenere i piedi forti sulla terra con tariffe che siano adeguate alla situazione. Ciò è consentito da un periodo veramente fortunato, veramente unico. È da Pasqua che abbiamo i weekend in cui praticamente siamo sempre al quasi tutto esaurito e la prospettiva è anche i prossimi weekend saranno assolutamente simili. Per il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa potrebbe essere un momento di svolta. Se anche il 2024 sarà un anno positivo, possiamo dire veramente che il sistema alberghiero veneziano si sarà ripreso totalmente. Visto di Lorenzo Maier, e in Veneto ci sono imprese, attività imprenditoriali, ristoranti che nemmeno le guerre e le pandemie riescono a fermare. Vediamo la storia di uno dei locali storici più noti di Padova che compie la bellezza di 104 anni. Trisnonno, bisnonno, nonno, papà Fabrizio e mamma Elena e adesso la figlia Carolina con il fidanzato Sebastiano. Da 1919 sono in totale 104 anni e 5 generazioni, partendo dal fondatore Giorgio Bartolomeo Graziati che arrivato da Quinto di Treviso acquistò una locanda con alloggio in Piazza della Frutta. Oggi la pasticceria Graziati è un'impresa familiare che dà posti di lavoro, investe in macchinari sempre nuovi e produce il famoso millefoglie unendo tecnologia e tradizione. Rappresentano la forza della nostra economia, rappresentano la forza del nostro territorio, insomma, quinta generazione. Evidentemente tu arrivi alla quinta generazione perché ci credi, perché ci hai messo passione, tanto lavoro, perché hai saputo superare tutte le avversità possibili e immaginabili. Regalano emozioni, rendono bella questa piazza straordinaria. Insomma, sono questi gli imprenditori che ci piacciono. In questo caso con Graziati riusciamo a tenere insieme tradizione e innovazione. La tradizione che è il prodotto, la qualità, anche un servizio che è caratteristico, e l'innovazione perché questo luogo ha saputo rinnovarsi, essere molto accogliente, un luogo amato dai padovani ma anche dai turisti e che fa anche avvicendamento generazionale, avvicinando anche energie fresche. La quinta generazione è rappresentata da Carolina Graziati e Sebastiano. Sono rispettivamente commercialista e avvocato, ma hanno deciso di scegliere la strada professionale della pasticceria per continuare la tradizione familiare. Dopo aver completato il nostro percorso di studi abbiamo deciso di sposare questa vita professionale, familiare e guardare al futuro insieme. Siamo motivati dalla storia che abbiamo alle spalle, dal nostro percorso di studi. Sicuramente possiamo essere spaventati dal futuro come in qualsiasi altra attività, ma sono sicura che insieme a Sebastiano faremo grandi cose. Servizio di Federico Fusetti, chiudiamo qui questa edizione di Focus TG. Grazie per averci seguiti. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.